Benvenuti a tutti, buon pomeriggio. In questo incontro parliamo di giornalismo e di pluralità di voci, che è un tema veramente molto attuale. In particolare è attuale nel giornalismo quotidiano, perché è il giornalismo che in qualche modo forma la nostra idea del mondo. E quindi l'assenza di pluralità di voci nel giornalismo quotidiano è quella un po' più rumorosa. Rimbombo. Vado. Dicevo, è l'assenza più rumorosa in assoluto, e parliamo di una pluralità di voci che spesso manca di vario tipo, cioè spesso e volentieri mancano voci di persone giovani, per esempio, mancano voci magari che arrivano dalle seconde generazioni, dal mondo LGBT. Mancano voci di ogni tipo, ma l'assenza più assordante rimane quella della voce femminile per un semplice fatto matematico, cioè che mentre queste qui sono minoranze e quindi comunque hanno diritto ad uno spazio di rappresentazione, nel caso della donna parliamo dell'altra metà diciamo della popolazione mondiale, quindi non si tratta neanche di uno spazio in percentuale di rappresentazione, ma proprio di una pari rappresentazione rispetto alla voce maschile. E tra l'altro io, più che viverla come un problema, questa questione dell'assenza di voci, la vivo sempre come un'opportunità. Cioè io dico, quando pensiamo a come innovare il giornalismo, penso sempre abbiamo sul tavolo una potenzialità straordinaria di innovazione, perché la donna, rappresentando una diversità così diffusa, proprio perché non gli abbiamo dato voce fino ad oggi, rappresentare una differenza di punti di vista sulle solite cose profondamente interessanti. Cioè nel momento in cui noi diamo spazio ad una donna nel commentare fatti di guerra, fatti di economia, fatti dove in genere la donna ha poco parlato, abbiamo un'opportunità di rappresentazione, di idee e di uscire appunto fuori dai soliti luoghi comuni straordinaria, che noi giornalisti dovremmo sfruttare il più possibile, ma che magari non facciamo abbastanza. Allora, vogliamo proprio discutere oggi di questa opportunità, cioè di che opportunità si tratta, di che cosa significa dare ascolto a questa voce. Allora, abbiamo qui Antonello Piraneo, che è direttore della Sicilia, quindi comunque siamo nello spazio appunto della informazione quotidiana locale, però essendo quasi un continente la Sicilia, è praticamente locale fino a un certo punto. Allora, la prima riflessione che ti faccio è un po' quella che spesso e volentieri ci rincorre in questo dibattito, e cioè, ma io ci provo a cercare le voci femminili, ci provo, ma non ci riesco. Quanto è veramente facile o quanto sono a disposizione queste voci nel momento in cui si decide di fare spazio? Ma allora, intanto vi ringrazio dell'opportunità, perché è un'opportunità per riflettere noi stessi, no? Io ascoltandoti stavo facendo mente locale rapidissimamente per capire quanto giornale plurale facciamo. Allora mentalmente sfogliavo il giornale di oggi e volevo capire quanto fossimo squilibrati o no. Allora io credo che un po' a sorpresa, forse un po' controcorrente, devo dire, non c'è tanta difficoltà a trovare un'interlocuzione femminile, o meglio, ci sono campi che sono assolutamente femminili. Penso per esempio al mondo della scuola, dove un dirigente scolastico è probabilmente donna, ci sono campi professionali che sono ancora esclusivamente maschili e campi professionali che sono adesso preponderantemente ricoperti da donne. E quindi se racconti la scuola, inevitabilmente fai due cose in una: provi a intercettare le nuove generazioni, il teorico lettore di dopodomani o di domani, e inevitabilmente ti apri un universo che, come dire, con e senza virgolette, è gestito da donne, e hai un punto di vista dell'altra metà del cielo. Quanto siamo indietro, riflettevo sempre ascoltandoti, quando siamo indietro in generale, non di un giornale regionale, ma proprio come sistema paese, me lo fa pensare il fatto che quando abbiamo avuto le due premier svedese e finlandese, tutti i giornali hanno messo l'accento sul fatto che fossero donne, che fosse un elemento a sorpresa, una caratterizzazione, come se fossero con i pantaloncini corti un uomo, con gli zoccoli una donna, no? Quindi lì mi fa pensare quanto siamo in realtà indietro nel sistema paese.
Poi nelle realtà varie, nelle realtà quotidiane ci si prova a metter testa di dare sempre più pluralità, di fare un giornalismo inclusivo, come si usa dire, non nel senso non del sociale, ma o meglio del sociale attraverso più voci, e proviamo a metterci testa. Sempre non è facile venire fuori, svicolare anche dal luogo comune. Faccio un esempio banalissimo proprio per intenderci. Un giornale come il nostro è un giornale generalista per definizione, deve raccontare tutti i colori della cronaca e per ragioni di mercato, di provare della raccolta, trovare canali di raccolta pubblicitaria diversi, da 2 mesi facciamo anche una pagina dedicata all'universo femminile. Esce il venerdì, abbiamo fidelizzato il lettore facendolo sempre lo stesso giorno, non si inventa nulla. La scommessa era fare una pagina sull'universo femminile senza parlare del rossetto, del rim e del tacco 12. E devo dire che è veramente una scommessa, è una cosa proprio che ci siamo posti come target di riferimento. Sarebbe facilissimo, no? Facciamo l'universo donne, ci metti l'ombretto, la prova costume, tutto ciò che è di luogo comune siamo infarciti nella nostra quotidiana, lo fai là, puoi fare non una pagina, puoi fare 2 pagine, puoi fare quello che vuoi. È un po' più complicato parlare della donna attraverso linguaggi che non siano quelli scontati, quello del luogo comune, del rimmel piuttosto che del rossetto. È un po' più facile, ripeto, se ti orienti verso determinati mondi. Ripeto, il mondo della formazione, della scuola, ma anche del livello accademico, è sempre più facile incontrare, interloquire con l'universo femminile, è sempre più facile e lo si riscontra anche in un altro aspetto delle nostre pagine, no? Noi abbiamo una pagina quotidiana dedicata ai commenti che ci rivolgiamo soprattutto al mondo accademico, ed è probabilissimo che a firmare questi commenti siano delle donne, perché, ripeto, nel campo della formazione anche accademica, anche del nostro Ateneo o comunque degli Atenei di Sicilia, Palermo, Messina, anche a Enna adesso, si trova un'interlocuzione femminile. È più complicato farlo nelle cronache ordinarie. Per un caso della vita, ma ripeto è un caso della vita rispetto alla media, noi abbiamo avuto gli ultimi 3 prefetti che sono state delle donne, no, con l'intervallo di un prefetto uomo gli ultimi 3 sono stati delle donne, ma ripeto è un caso della vita, la media non è questa, o meglio per forza di cose, proprio per una questione aritmetica è sempre più probabile trovare una donna che faccia carriera anche in campo amministrativo, no? Però dal punto di vista del giornalista, cioè chi fa questo tipo di chi fa cronaca, chi sono? Giornalisti maschi o donne? Perché è chiaro che l'interlocutore sarà maschio. Allora, qui accade una cosa strana che provo a dare una considerazione che qualcuno può cogliere anche come una provocazione, ma credo che sia una cosa sincera comunque. Le donne in redazione fino a qualche tempo fa erano come una mosca così, no? Noi abbiamo una leggenda della nostra prima collega che era veramente era una donna nella caserma, no? Nel postaccio in cui si dicevano le brutte parole, gli scherzi da caserma, e poi c'era la donna che veniva fuori. Adesso queste situazioni tendono a ribaltarsi, soprattutto a livello di, e saluto il mio editore, perché in fondo parlo a lui, un po' si ribalta questo equilibrio, nel senso che ci sono sempre più donne colleghe, ci sono soprattutto sempre più donne precarie tra i collaboratori, e questo attiene alla costruzione della nostra società, nel senso che una donna si può permettere di, tra virgolette, si può permettere di essere precaria, perché il pane a casa lo porta l'uomo, il capofamiglia, questa società patriarcale, e quindi è ben possibile che il giovane collaboratore, il giornalista, tenti una volta, la terza volta, la quarta volta faccia un'altra professione. Mentre la donna che ha la bella scrittura, che le piace scrivere, che non vuole vivere di un ripiego della vita, insiste nel fare la giornalista, e quindi probabilmente tu trovi 10 collaboratori donne e un collaboratore uomo, perché l'uomo ha necessità poi di portare il pane a casa.
Io non so se questa è una provocazione, ma è una constatazione numerica, è fattuale, perché, e quindi ovviamente se si allargassero i portoni delle redazioni, ciò significa che entrerebbero più donne che uomini, ma essendo queste porte socchiuse, da un bel po', come essendo un po' socchiuse, tu trovi quindi un parterre di collaboratrici che restano tali perché, ripeto, è brutto dirlo, ma lo dico col massimo della sincerità, ma possono permetterselo, perché nella società così come era costruita e tende a restare così, un po' meno, ma stiamo parlando di un po' meno, l'uomo alla fine deve trovare uno stipendio fisso, sicuro, e la donna può non averlo così e quindi resta precaria. Ecco perché troviamo molte firme femminili. E questo è, è un'opportunità, prendiamo l'aspetto positivo, un'opportunità di avere una visione del mondo mediata dalla penna femminile, che è l'opportunità che abbiamo tutti in mano. Però ne parlavamo prima con gli studenti e con quelli appena usciti appunto dallo stesso master, in realtà di non rimanere chiusi in questa trappola della passione. Allora faccio il lavoro che mi appassiona, anche se non mi permette di mantenermi, però continuo a farlo in maniera indefinita, rinunciando, all'indipendenza economica. Anche la donna deve arrivare a fare il ragionamento di dire: io devo lavorare per poter essere indipendente, io come persona, e non perché mi appoggio a qualcun altro. Comunque grazie per la franchezza, perché io queste parole così in un contesto editoriale le ho sentite raramente e purtroppo dipingono una realtà che è sempre più diffusa. Passo a Silvia Guidi, che è la famosa prima donna nella stanza dell'Osservatore Romano, che è il giornale istituzionale del Vaticano, quindi probabilmente, posso dirlo, l'istituzione, ma per fondazione, più maschilista che esista sulla faccia della terra, e sarebbe bello per loro che si stanno affacciando appunto a questo mondo del lavoro, che tu ci raccontassi che cosa è stato essere questa prima donna nella stanza. Ecco, è sempre bello per me poterlo raccontare, non perché è un'occasione in cui l'ego si espande chissà come, perché facendo questo lavoro uno ha la possibilità di esprimere molto sé, quindi siamo già privilegiati perché possiamo raccontare molto di noi già facendo meglio che si può il nostro lavoro, ma perché la mia storia, io sono convinta che può essere di incoraggiamento per tante persone, perché ho una storia, un curriculum proprio così strano, così atipico, che raccontando la mia storia è come se dicessi, l'ho detto forse anche ieri a chi c'era se lo ricorderà lo risentirà, però ci tengo a dirlo, che se uno ha una passione molto forte, molto provata, cioè che va avanti negli anni, che i sacrifici non ti spaventano, che quello a cui devi rinunciare non ti spaventa, poi alla fine la tua stranezza di percorso, di formazione è una ricchezza da usare, non è un handicap, è veramente una ricchezza. Io vengo da Firenze, sono nata a Firenze e lì mi sono laureata in latino medievale, ma il mio hobby era la radio. Ho iniziato a fare radio prima dell'università addirittura e durante. Erano le radio piccoline, private, stiamo parlando degli anni 90, fine anni 90, dove si sono formati, cresciuti e poi diventati famosi Panariello, Pieraccioni. Il mio direttore era Carlo Conti, che non c'era mai, era solo in figura, cioè in senso letterale, cioè c'era una sagoma di cartone con una specie di I want you dell'americano del Vietnam, dove diceva: il direttore ti vede anche se non c'è, come dire, lavora, perché se non lavori qualcuno riesco a scoprirlo, insomma riesco a sgamarti. E questo per dire la stranezza, no? No, è un cartonato che può essere utile è un'idea che lancio per i colleghi qui, diciamo che intimidisce, poi ci si abitua a tutto, ma all'inizio intimidisce. E, no, questo per dire la stranezza. Avevamo le ragazzine che urlavano sotto la redazione perché c'era magari Grignani che saliva, Mietta che saliva per le interviste e Ligabue che saliva, perché era una classica radio privata vecchio stile, tanta musica, intrattenimento, ma proprio semplice.
In contemporanea facevo il radiogiornale delle 7 e delle 9, poi andavo all'università a studiare latino medievale. La vita è strana, per cui quello che io pensavo fosse l'hobby, quello per tirar su un po' di soldi, per divertirmi, per fare qualcosa con gli amici di bello, è diventato il lavoro vero. Quello che pensavo fosse il lavoro vero, per vari motivi complessi, adesso non starò a dirvi, è rimasto un hobby. Io tuttora... Latino medievale è il tuo hobby? Il mio hobby. Il latino medievale è meraviglioso. No, altri hobby. È meraviglioso, perché purtroppo, come tutte le cose che vengono conosciute un pochino in modo, che ne so, il nome della rosa, no? Si ha questo pregiudizio che fosse un periodo cupo, triste, pieno di angosce esistenziali, morboso, mentre invece se vai a vedere i testi era un altro mondo. Comunque chiudo una parentesi perché non voglio monopolizzare il tempo, la faccio breve. Faccio questo percorso e penso che il latino, ok, è una mia passione, fine. Passati molti giornali, ho cambiato tante volte lavoro, Pescara, all'inizio tutto è nato da una borsa di studio / lavoro del gruppo Finegil Repubblica l'Espresso, che all'epoca si chiamava Finegil, adesso è Gedi, e lavoro in giornali locali di Pescara, Trento, Milano e altra cosa, spezzo una lancia per i giornali locali. Beh. Io non mi sono mai divertita così tanto a livello proprio professionale come quando ho lavorato per giornali locali, perché davvero il famoso lavoro on the road è possibile. Paradossalmente in una grande città la tentazione, di fatto la probabilità di diventare passacarte di lavori semilavorato di altri è altissima. Quindi ai presenti e a chi ci ascolta dico: non sottovalutate assolutamente la stampa locale, perché è una palestra meravigliosa di lavoro. Non solo, è un lavoro molto bello. Non è detto che andando in una grandissima città il lavoro sia più interessante, reale, anche remunerativo, perché poi anche lì è un file da affrontare, perché le bollette da pagare ce le abbiamo tutti. E tornando a me, questo latino sembra una bizzarra appunto passione che non serve a niente. Tanti giornali dopo, tanti anni dopo, mi trovo ad essere a un convegno e a parlare con un signore che era il direttore appena nominato dell'Osservatorio Romano. Guarda caso anche lui è un docente universitario che studia l'esegesi medievale, quindi gli viene sì. Cioè questi pazzi che ogni tanto si ritrovano nel mondo, come quelli che fanno cosplay, no? Che ti trovi con i pazzi che hanno la tua ossessione, magari c'è l'australiano che c'ha la tua stessa fissa. Io mi sono trovata a parlare di latino medievale e è scattata la collaborazione che da lì a pochissimo è diventata proposta di assunzione. Io ero un po' spaventata perché era un salto nel buio, io venivo da un giornale normale, tra virgolette, facevo esteri tra l'altro, quindi cambiavo completamente settore, ambiente di lavoro, eccetera. Però ho detto, bah, proviamo. La cosa divertente è stata i primissimi giorni di lavoro, perché l'osservatore è un posto strano. Innanzitutto è vero che sono la prima assunta, ma non sono assolutamente la prima collaboratrice donna. Okay. È nato all'indomani della nascita dell'Italia, quindi siamo alla fine dell'Ottocento, e una delle più brave, talentuose e anche prolifiche collaboratrici si chiamava Antonietta Cliche de Lagrange, una romanziera di origine tedesca, romana di adozione, che fumava il sigaro, sapeva usare il fucile, perché a lei i garibaldini non gli piacevano perché gli avevano ucciso il fidanzato, che era Zoabo Pontificio, francese. E quindi lei ha scritto moltissimo, ma scriveva sull'Osservatore quelli che si chiamano tecnicamente feuilleton, fogliettoni, gli antenati delle nostre serie televisive, soap operas, perché nell'Ottocento era una lettura molto popolare, tipo il nostro TV Stories e Canzoni, con tanta pubblicità delle cose più strane, e queste serie veramente belle, romanzi puntate, serie che antelitteram, televisive antelitteram, molto popolari, con vendite e diffusione incredibile. Cioè, era veramente una lettura popolare, quindi grande stupore per un mondo che non conoscevo assolutamente prima di lavorarci.
primo giorno di lavoro, i colleghi mi fanno vedere la redazione, rispondo al telefono, sento dall'altra parte, oh scusi ho sbagliato numero. Non può essere vero. Esatto. Questo per dire che questo è successo 14 anni fa. Nel frattempo sono cambiate moltissime cose. Adesso ho un capo servizio donna, Giulia Galeotti, che ci tengo a dire non solo è donna ma è anche mamma. Quindi l'essere mamma le dà, secondo me, un valore aggiunto vero, cioè la capacità di organizzarsi, perché le mamme sviluppano come degli extrapoteri, dei superpoteri misteriosi, e la capacità di fare vera innovazione. Faccio pochissimi esempi. Abbiamo fatto nascere un inserto culturale del martedì che si chiama 4 pagine, che effettivamente è fatto di 4 pagine. Ogni settimana affrontiamo un tema. Se ci sono temi particolarmente belli, ricchi e interessanti, facciamo tante puntate. È appena uscito la 4ª puntata di un viaggio negli ex manicomi d'Italia. Cosa sono diventati? Di solito centri di cultura, di laboratori, di arte, cioè da luoghi di detenzione, di orrore, di sevizie, di censura del dolore e di detenzione proprio fisica, a luoghi di grande libertà. Quindi temi che uno non si aspetta magari di trovare in un giornale, che si immagina paludato, certo, ingessato, come un pochino in effetti è, perché è collegato al Papa. Però l'esempio che ci fai è esattamente quello che dicevo prima, cioè tu per innovare, uno magari dice si cervella, chissà cosa mi devo inventare, basta variare il team, se il team è diversificato, in questo caso parliamo di donne, ma la diversificazione può essere di vario tipo, già quello ti produrrà delle idee innovative con zero sforzo e zero investimento. Torniamo un attimo alla Sicilia. Prendo il gancio da una cosa che hai raccontato prima, visto che oggi abbiamo proprio lavorato con i ragazzi sui modelli di business, no? Allora, il fatto che tu dici abbiamo creato una pagina il venerdì dedicata alle donne lascia presupporre che il pubblico di base del quotidiano sia comunque un pubblico maschile, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di... avete dei dati su percentuale di... No, allora, da questo punto di vista è abbastanza equilibrata. No, da questo punto di vista non abbiamo. L'abbiamo fatto proprio per dare qualcosa di più, per esaltare questa attenzione a una minoranza che non è minoranza, ma spesso è intesa come minoranza. Esatto. No? Allora vengo alla domanda, perché è interessante, perché l'avete fatto anche con un motivo di business, nel senso, se almeno dalla mia esperienza tu cerchi di creare, perché dici non rendi semplicemente il giornale più femminile ma crei una pagina, per rendere immediatamente visibile quell'innovazione e per monetizzarla. Abbiamo capito che non è una parolaccia oggi, quindi non c'è niente di male nel dire questa cosa. Ed è interessante questo aspetto, perché sempre di più l'attenzione alla pluralità delle voci ci darà opportunità di business. E quindi volevo capire, il fatto stesso che voi abbiate deciso di fare una pagina dedicata alle donne che non parli di moda e bellezza, che sono le principali fonti di revenue che tradizionalmente hanno i giornali, no? Se noi vediamo nei quotidiani, il Corriere della Sera, parlano di moda soltanto perché devono assolutamente prendere quel mercato pubblicitario. Che tipo di mercato pubblicitario state raccogliendo grazie a questa pagina? Allora, la pagina nasce, ripeto, da un'esigenza della concessionaria pubblicitaria. E la scommessa, che può essere vincente ma è sempre una scommessa, è quella di provare a intercettare due mondi diversi. Le inserzioni che abbiamo avuto sono assolutamente di target femminile, dal rossetto al detersivo. Moda e beauty. Assolutamente, tutto ciò che attiene al luogo comune dell'universo femminile. E la scommessa è accoppiare a questo tipo di inserzione un racconto che non sia per forza questo. Poi ovviamente il quotidiano è un prodotto per definizione imperfetto, quindi l'ambizione è quello di fare questa pagina senza scadere nel rim, nel rossetto. Ieri, lo dico perché è pubblica, abbiamo parlato del tacco 12, voglio dire, tu costruisci, la scommessa è quella di accoppiare due mondi che sembrano non doversi parlare e che invece noi vogliamo provare ad accorciare, no? Cioè sono delle lette che rischiano di nascere in maniera parallela
e che possono restare assolutamente per sempre parallele. La sfida è quella di provare a farle incrociare o comunque accorciare questa distanza. Questo è molto interessante anche alla luce di quello che è venuto fuori nei vostri lavori oggi, perché l'associazione che viene immediata a chi non si occupa appunto di modelli di business è che per avere la pubblicità di Gucci io debba parlare di moda. Non è vero, sempre di più nel mondo della moda e della bellezza cercano un racconto che non sia didascalicamente legato al proprio prodotto, ma piuttosto ai propri valori. Quindi se un'azienda vede nel contenuto di un giornale i propri valori specchiati, e quindi magari per esempio nel caso di Gucci che lavora tantissimo sulla diversity, può essere un contenuto legato, non so, alle donne che vanno sulle stelle, quindi effettivamente sempre di più a livello di business dare voce ai tanti aspetti può essere un'occasione. Assolutamente sì, io ravviso un rischio che è ancora proprio tocco con mano, che è la questione di genere. Non attiene tanto all'essere in redazione 12 uomini e 15 donne o il contrario. Noi al nostro interno abbiamo la responsabile della nostra seconda redazione per importanza, Siracusa, è una donna, ma da un paio, da 10 anni forse, insomma, voglio dire, quindi non credo che sia questo. Io credo che sia una questione di genere nell'approccio che noi giornali diamo ai fatti di cronaca. Vengo all'esempio più tragico che qua dietro l'angolo. No? Noi abbiamo una bambina uccisa in maniera orrenda dalla mamma e tutti i giornali, medio, piccoli, grandi, nazionali, TV, eccetera, eccetera, con una morbosità continuano a raccontare questa cosa. Io temo perché sia stata ad ucciderla una donna. Se fosse stato il papà sarebbe stato un caso di un giorno o due. Sì. Ancora adesso c'è una morbosità. Adesso abbiamo avuto, proprio venendo in macchina, e ne discutevo prima con la nostra fotografa che è stata sul posto, Orietta Scardino, abbiamo un dettaglio in più rispetto a ieri. Le coltellate non sono 7, sono 11. Io questa notizia la trovo in apertura su tutti i siti nazionali e mi chiedo, e lo domando a voi, ma tra 7 e 11 che cambia? Che cambia perché è una madre ad averlo fatto, perché è una donna? E anche è una cosa che si sono letti a proposito di questo fatto di cronaca, cioè l'aggettivo snaturato, cioè è chiaro che noi alla donna attribuiamo questo amore supremo, quasi impiantato. La madre è la madre per noi tutti. Però il padre è il padre della stessa cosa, però la cosa interessante è nel momento in cui tu ti accorgi di questa aberrazione, come nella stampa tutta, e ripeto, spesso e volentieri questi pezzi portano firma femminile, quindi i pezzi che sbagliano il modo di raccontare e di rappresentare la donna non è detto che siano scritti da firme maschili, ma perché noi donne per prime viviamo immerse in questo stereotipo ed è facilissimo che ci cadiamo anche noi, quindi non è una garanzia avere le donne che tu abbia questo tipo, però come direttore a me veniva facile perché chiaramente lavorando in un giornale femminile io denunciavo questo tipo di narrazione, per noi era una conversazione perennemente aperta, però in un quotidiano dove non è questo il fulcro della conversazione, come fai a garantire che abbiate una narrazione diversa che non cada in questi stereotipi? Allora, banalmente provando a rifletterci già nel disegno della pagina e nella scelta della gerarchizzazione della notizia, proprio pensando di doverlo fare guidando perché abbiamo degli orari rigidi. Il problema appunto è di rimettere questa questione tragicissima, orrenda a pagina 2 e 3 soltanto perché ci sono, chiedo scusa, 4 coltellate in più, oppure ci cerchiamo una gerarchia diversa. Quindi evitare di scivolare nel sensazionalismo, nel mettere in rilievo il fatto del mostro femminile, perché, ripeto, temo che ci sia questo accento in più perché donna, già lo fai nella scelta. Gli daremo ovviamente lo spazio che merita la notizia, tra l'altro è una cosa che è accaduta proprio qua dietro, quindi per banalissime ragioni commerciali devi dare il rilievo, ma già nella gerarchia della notizia proviamo a riflettere, a perdere magari un click in più sul sito, perdiamo 10 click, ma proviamo a ragionare. E questo credo sia una cosa utilissima, non nell'immediato, perché ripeto, perdi 10 click, 10 utenti
sul momento, ma probabilmente ne guadagni in credibilità domani dopodomani. E anche l'impatto sociale che assolutamente, poi perché poi se diciamo no, noi l'informazione abbiamo un ruolo sociale, eccetera, eccetera, queste sono le occasioni in cui devi dimostrare di ambire ad avere un ruolo sociale. Poi che tu ci si riesca o meno, questo è un altro discorso, ma costruire un giornale pensando di fare quello che poi dici di voler essere. Certo. E secondo te nella narrazione invece del fatto, quindi immagino che a un certo punto sia stato in prima pagina anche da voi quando è avvenuto. Ci sarà anche domani. E ci sarà probabilmente anche domani, però nella narrazione del fatto anche lì avvengono moltissimi di questi stereotipi. Cosa ritieni utile? Delle linee guida oppure, cioè quindi delle linee guida fisse che la redazione, cioè sa a cosa fa riferimento, insomma devo scrivere questo pezzo, aspetta fammi rileggere le mie linee guida, oppure è più utile il brief, cioè il parlarsi prima di ogni pezzo? No, allora, le linee guida sì, però poi nella caoticità di un lavoro di redazione le linee guida rischiano di essere dimenticate un corridoio, quindi il parlarsi un attimo e capire, forse l'arcivescovo va sul luogo della tragedia, allora siccome vogliamo raccontare non soltanto l'orrore, l'odio, e non vogliamo instillare l'odio, ma provare a parlare di altro, allora aspetta, se c'è l'arcivescovo, una delle due aperture gliela diamo all'arcivescovo e non al dettaglio dell'autopsia. È giusto ridirselo. Diciamo, ci sono delle linee che ci accompagnano, ma siccome il nostro lavoro in maniera splendidamente frenetica, esatto, ci piace perché è frenetico, e allora meglio parlarsi. Ma queste linee si sono evolute nel tempo, cioè rispetto a quando è iniziato, perché questa sensibilità, diciamo, cioè, ce l'abbiamo oggi, però 10 anni fa questi discorsi non si facevano. Allora, da noi ho Giuseppe Di Fazio con cui mi confronto, diciamo è una cosa che questa brutalità della cronaca ce la siamo lasciata alle spalle un po' più di 10 anni fa, anche nella scelta delle immagini, nella scelta dell'immagine forte, ce la siamo lasciata un po' più di 10 anni fa. Di questo andiamo orgogliosi, perché è un giornale che ha provato sempre a pensare un po' più, e quindi la foto anche dell'incidente stradale, se c'è il volto a terra, chiediamoci se i familiari hanno mai visto quella scena, probabilmente no, perché arriveranno sul posto un po' dopo il nostro fotografo, e quindi attenzione. Questa attenzione al sentiment esterno l'abbiamo avuta un po' più di 10 anni fa. Quando siamo entrati in redazione devo dire che si era molto più selvaggi, ecco, come dire. Certo, me lo immagino, come appunto raccontavamo. C'era la tutela della privacy, c'era anche dal punto di vista normativo era un altro mondo. Ok. Allora, mentre aspettiamo Agnese Pini, un'altra domanda per te, Silvia. Ce l'abbiamo proprio. Ce l'abbiamo proprio, quindi la coinvolgiamo subito perché ha poco tempo, immagino. Eccoti. Ciao Agnese. Ciao. Ciao. Buon pomeriggio. Ben trovata. Allora, Agnese è direttrice della Nazione, a breve anche del Resto del Carlino, del Quotidiano Nazionale, e via dicendo. Allora, ti gettiamo subito nella conversazione, tra l'altro appunto stavamo proprio parlando di come è avvenuto il trattamento qui in Sicilia, nel giornale La Sicilia, del terribile fatto di cronaca del matricidio che c'è stato proprio qui. Io a te vorrei chiedere questo, perché so che nel tuo lavoro hai cercato di creare progetti innovativi finalizzati proprio a valorizzare che cosa la voce femminile può portare. Abbiamo iniziato questo incontro dicendo che avere più voci femminili è un'occasione per innovare facendo poco sforzo, nel senso che avendo un punto di vista diverso sui soliti fatti tu puoi rappresentare un elemento di novità. Mi piacerebbe sapere da te in che cosa si concretizza questo punto di vista diverso, la diversità di un punto di vista. Tu appunto sei direttrice di un quotidiano, in che cosa hai sentito di avere da dire cose diverse rispetto a tutto il panorama? Non necessariamente migliori, ma proprio diverse. Io penso che la sfida sia quella di superare intanto l'idea che esiste un universo femminile come se esistesse un universo e poi un settore a parte che si chiama universo femminile, cioè dobbiamo imparare a sentire le donne come parte del genere umano, quindi come protagoniste assolute di qualsiasi argomento riguardi la nostra quotidianità.
Sentivo prima, parlavate delle pagine femminili, quelle in cui si parla di rossetti o di moda, quelle non attengono all'universo femminile in quanto tale, sono pagine di genere. Potremmo fare allora una pagina maschile in cui parliamo di pettorali e integratori, voglio dire, ma Gli orologi. o di orologi o di cravatte. Ecco, è un modo di fare giornalismo dignitosissimo che attiene a una parte specifica del giornalismo. Il giornalismo di moda, di bellezza, può essere declinato sia in chiave femminile sia in chiave maschile, ma non è una pagina per le donne quella, è una pagina di genere, di settoriale, una cosa molto diversa. Allora noi se vogliamo far entrare le donne dentro il giornale in quanto parte del genere umano, quindi non in quanto universo femminile, che è qualcosa così, che non si capisce bene che cosa sia, dobbiamo semplicemente aumentare il numero di donne che scrivono autorevolmente di temi autorevoli che attengono all'attualità di tutti, dentro cui in questo tutti le donne ci stanno dentro a pieno titolo, e dobbiamo aumentare il numero di donne che decidono che cosa fare, perché qui è sempre una questione di scelte, di potere e di decisioni. Cioè se vogliamo avere questo doppio sguardo, come dici tu, che esiste, c'è e va valorizzato e va inserito in un contesto di dibattito pubblico comune, dobbiamo avere più donne che decidono cose in tutti i settori del nostro essere in vita, quindi dalla scuola alla politica, alla scienza, all'accademia, alla magistratura, fino ai giornali ovviamente. Il problema dei giornali è che ci sono poche donne che decidono che cosa finisce sui giornali. Quindi in realtà l'unica risposta vera alla tua domanda è che per avere più spazio che sia complessivo di un genere umano comune in cui ci stanno dentro uomini e donne, avere più donne che scelgono e decidono cose. Questo è l'unico modo per equilibrare, e quindi questa è una questione che attiene più il potere che non il linguaggio, la cultura, quello viene dopo. Cioè se c'è chi decide e chi decide parimenti uomo e donna, la cultura, il linguaggio, il modo in cui noi vediamo la realtà, la viviamo, la sentiamo, la raccontiamo, la narriamo, procede di conseguenza, inevitabilmente di conseguenza. Oggi esiste un tema femminile perché ci sono poche donne che decidono cose nel nostro paese, che decidono cose a tutti i livelli e che quindi inevitabilmente partecipano poco alle scelte, e se non partecipi alle scelte non esisti e non ci sei. Andiamo a monte rispetto a chi decide e fa cosa. L'Italia è un paese in cui nel 2021, dati Istat, lavora il 49% delle donne, cioè meno di una su due, in un paese che nel G7, quindi è uno dei più industrializzati al mondo, e che è la seconda manifattura d'Europa, cioè non è il Corno d'Africa, con tutto rispetto per il Corno d'Africa, dove capisco che lavorino poche donne perché lavorano tutti poco in generale. Ma nella seconda manifattura d'Europa, se lavora meno di una donna su due e la percentuale scende al 34% nel centro-sud, c'è un problema gigantesco di diritti umani, perché se non lavori, non scegli, non decidi, non guadagni, non fai nulla, non hai voce in capitolo, non parli, non hai opinioni. Quindi siamo ancora un paese in cui c'è un problema gigantesco di diritti umani che passa dal lavoro, e passando dal lavoro arriva poi ai ruoli di vertice, in cui le donne non ci sono perché non lavorano. E non lavorano perché questo è un paese che politicamente non mette le donne nelle condizioni di poter accedere al mondo del lavoro con serenità. E guardate, l'Italia è all'ultimo posto in Europa. La Grecia, che non è né nel G7 né tantomeno la seconda manifattura d'Europa, impiega il 62% della forza lavoro femminile, il 62%, noi il 49%. Abbiamo un problema con le donne? Sì. Molto decisamente. Senti Agnese, e cosa succede quando le donne sono messe nelle condizioni di decidere? Perché questo è il racconto che in qualche modo dobbiamo fare. Io da fuori del tuo lavoro, per esempio, ne cito una, ma magari tu ne potrai raccontare tante. Cito, non so, il social magazine Luce, che comunque nel panorama editoriale oggi è una diversità, è un'innovazione, quindi è un modo di raccontare, di parlare di attualità con una lente che è molto interessante. Raccontaci che cosa succede quindi quando è il potere di avere un contenitore digitale, tra l'altro è esclusivamente digitale, per parlare espressamente di alcuni temi molto specifici che hanno a che fare non soltanto con la parità di genere in realtà, ma con tutto ciò che è catalogato come diverso, quindi che cosa è
diverso dalla media o dalla nostra quotidianità normale, cioè per esempio la quotidianità in cui lavora il 49% delle donne. In realtà poi è nato questo progetto, poi si è rivolto molto ovviamente al pubblico, all'esterno, perché questo facciamo, ma è nato come una palestra culturale per noi giornalisti, nel senso che a proposito di come si scrivono le cose, cioè le linee guida, come si fa a trattare alcuni argomenti, è molto difficile nei giornali, per quello che diceva prima il direttore, cioè lavoriamo sulla frenesia del momento, non è che possiamo stare a fare filosofia ogni minuto, altrimenti il giornale non esce. E quindi i giornali lavorano per automatismi, cioè il giornale funziona, tanto quello digitale quanto quello di carta, proprio perché c'è frenesia, lavora sulla base di automatismi. Le riunioni sono automatismi, cioè si va attraverso regole interiorizzate e acquisite, che quindi diventano automatiche. Allora, com'è che impariamo a scrivere bene alcune cose? Perché appunto siamo in un'epoca storica in cui non ci viene più concesso di poter trattare alcuni argomenti con la leggerezza / brutalità con cui si trattavano prima. Era un mondo diverso, è cambiata la storia. Allora, si impara acquisendo degli automatismi culturali, che a un certo punto diventano parte di te, per cui così come oggi noi non scriveremo più il nome e il cognome di un bambino sessualmente abusato, cosa che nei giornali fino a 15 anni fa si faceva con automatismo, e oggi con automatismo non lo facciamo più. Dobbiamo acquisire l'automatismo di saper raccontare alcuni temi con le giuste e necessarie sensibilità contemporanee che stanno dentro il 2022 in Italia come in Europa, come in quasi tutto il mondo cosiddetto libero o insomma civile, e quindi Luce era nato con questo obiettivo, cioè era la scusa per parlare in ogni riunione con automatismo di alcuni temi e del modo con cui avremmo dovuto trattarli e scriverli, ed è una palestra che è servita moltissimo a tutti gli 85 giornalisti della Nazione a un certo punto, perché diventa automatico parlare di alcune cose e capire che di quelle cose non puoi permetterti di parlarne con i toni che si usavano molto spesso, ahimè, e a volte si usano ancora, perché poi gli automatismi sono lunghi a entrare nel percorso, ma è utile. Quindi il modo migliore per cambiare è quello di ricordarcelo tutti i giorni, parlarne tutti i giorni, farcelo entrare dentro, fin tanto che quando il dito batte sul tasto della tastiera va in automatico, e i giornali non possono funzionare in automatico. Se funzionassero con la filosofia faremmo dei tomi di saggistica e non usciamo tutti i giorni. Quindi bisogna acquisirlo dentro di noi, ma abbiamo acquisito talmente tante cose, appunto ho fatto l'esempio dei bambini perché è il più clamoroso, è il più evidente, no? Oggi nessuno di noi scriverebbe il nome e il cognome di un bambino abusato, nessuno, ci tagliamo le dita prima di scriverlo, anche perché sennò veniamo pesantemente sanzionati. E nello stesso modo possiamo arrivare quindi a cambiare anche le sfumature che ancora oggi con automatismo finiscono per diventare fuori luogo, se non proprio di cattivo gusto, quando parliamo di alcuni temi. In questo i giornali possono fare moltissimo per cambiare poi la sensibilità degli altri, cioè quando ci si chiede servono ancora i giornali di carta, cosa servono? Beh, servono perché incidono ancora moltissimo nel modo con cui l'opinione pubblica riflette e ragiona, anche qui alla fine con automatismi su alcuni temi. Cioè il nostro lettore 15 anni fa, se leggeva il nome e il cognome di un bambino abusato, non si scandalizzava, magari dentro di sé sentiva un po' di mal di pancia, perché lo sentiva, però non gli veniva in mente di scandalizzarsi. Oggi qualunque nostro lettore, se leggesse il nome e il cognome di un bambino abusato, ci denuncerebbe, avrebbe ovviamente ragione, ma farebbe venire fuori quel suo malessere interiore, perché non lo accetterebbe più perché si è disabituato a leggere certe cose. Quindi noi possiamo tantissimo quando parliamo di come raccontiamo la violenza di genere, come quando raccontiamo i femminicidi, quando raccontiamo le donne, possiamo tantissimo. Il modo con cui noi parliamo, narriamo e raccontiamo ha un peso specifico enorme sui lettori e sull'opinione pubblica e quindi sul paese. Hai ragionissimo, è stata la premessa di questo incontro, e mi permetto di dire anche i dati che citavi prima sulle donne che non lavorano. In realtà noi nel mondo del giornalismo abbiamo contribuito a costruire un immaginario in cui lo stipendio della donna è lo stipendio accessorio a quello dell'uomo, in cui la donna è principalmente madre e se diciamo esce da questo ruolo, quindi noi riusciamo a disegnare il modo con cui parliamo delle cose e anche il modo con cui viviamo, quindi è
diciamo, abbiamo una responsabilità grandissima, ed è molto interessante quello che hai detto sull'automatismo, anche perché ci mettiamo paradossalmente pochissimo ad acquisire nuovi automatismi. Cioè, se cominciamo a fare ripetitivamente una cosa, ci bastano veramente pochissime settimane, pochissimi mesi per acquisire una nuova forma mentis. E quindi è interessante questo esperimento. Quindi tutti gli 85 giornalisti della nazione contribuiscono a Luce, quindi non c'è una redazione giovane a parte, è proprio una palestra per tutti gli interni. Assolutamente, e siccome ne parliamo in tutte, sai, la riunione di redazione è il momento in cui si ragiona sul giornale, si decide il giornale. Quindi alla volta anche qui l'automatismo è semplicemente far entrare qualcosa a riunione di redazione, cioè portare un tema a riunione di redazione in cui viene ascoltato, discusso, commentato dai vari capi e cape che decidono il giornale. E siamo sempre al solito punto, cioè chi decide, chi sceglie, dove parli delle cose, è così che le cambi, cioè semplicemente portando le cose nelle stanze dove si decidono le cose. Alla fine è molto semplice, basta farlo. Benissimo, ti ringrazio tantissimo Agnese, è stato davvero un piacere averti qua, so che sei presissima, per cui ti lascio andare. Noi chiudiamo questo nostro incontro con un'ultima domanda a Silvia Guidi. Allora, la domanda che ti faccio riguarda appunto ancora questo contesto molto molto tradizionale nel quale tuttora lavori, ma che già ci hai dipinto con questa idea di innovazione molto molto interessante, ed è questo: il giornalismo, come anche appunto diceva Agnese, poi ha una funzione sociale, cioè noi riscriviamo il linguaggio e riscriviamo quello che la gente pensa di poter fare, quindi noi abbiamo una missione a livello di parità di genere enorme. Questa missione come viene interpretata nell'Osservatore Romano? Cioè questa idea di creare empowerment nelle donne affinché escano dai loro ruoli tradizionali, affinché possano avere dei modelli a cui aspirare diversi? Allora, dunque, prima di tutto racconto due cose, una positiva e una un po' meno, perché è un contesto. Che bello sentire Agnese, perché io appunto sono di Firenze, per cui la Nazione per me per tanti anni, quando ho vissuto lì, era il giornale che si leggeva la mattina con il caffè. Quindi vedere Agnese così in pista è bello, perché davvero, diciamolo pure, una brutta parola che a volte suona anche un po' moralista, però il merito a volte esce fuori, non è sempre così, non è sempre facile. Chiusa parentesi, quindi grazie Agnese e buon lavoro. Io con un po' di amici, un po' di anni fa, ho fondato una piccola rivista culturale a Firenze, di cui sono anche direttore responsabile. Sinceramente, molto spesso, quando ho voluto scrivere su questa rivista, che è di letteratura ma anche di arte, un mix di tante cose, ho usato uno pseudonimo maschile. Un po' anche per divertirmi io a vedere se appunto riuscivo con questo nome di penna ad essere più libera io, a raccontare davvero cose che sentivo più urgenti e più vere e più importanti. Quindi questo è un piccolo outing. Io stessa ho usato uno pseudonimo maschile e devo dire è stato anche utile in certi contesti. Altra cosa invece molto positiva che riguarda l'Osservatore Romano prima di tutto non è un giornale italiano, è un giornale internazionale. Fisicamente nella mia redazione ci sono redazioni settimanali di tutto il mondo, dal portoghese, francese, spagnolo, ci sono anche dipartimenti dove viene tradotto in ungherese, nei dialetti del sud dell'India, quindi è veramente mondo. È veramente mondo. Da una parte è una cosa bellissima perché tu è un osservatore veramente osservatorio sul mondo. Dall'altra fatalmente c'è questo fumo un po' di incenso che un pochino lo oscura. Da 10 anni esiste un mensile che si chiama Donne, Chiesa, Mondo, fatto proprio per dare un contenitore, non solamente una pacca sulla spalla, ragazze brave, andiamo avanti così. No, c'è un contenitore fisicamente da riempire ogni mese, di cui io curo l'editing ormai da tanti anni, che ospita anche molte non cristiane. Sherazad è musulmana, ci sono donne da tutto il mondo che scrivono. Paradossalmente questa forza e anche la sua debolezza, perché
poco conosciuto. Nel sito internet del giornale viene anche tradotto integralmente in tedesco, spagnolo, inglese, eccetera. Però dovessi dire dopo 10 anni che è famosissimo e che è molto letto, no purtroppo. Quindi lo cito sempre appena posso perché davvero è una risorsa preziosa che poco si conosce, ma il nostro mondo della comunicazione è un po' paradossale, no? Siamo comunicatori, però poi le nostre cose alla fine quasi non le conosciamo e quindi occasioni come queste sono preziose per capire che ci sono perle nascoste da condividere, da svelare e da sfruttare, perché è aperto a collaborazioni esterne, quindi faccio anche campagne acquisti per le ragazze o anche i ragazzi qui presenti, perché scrivono anche uomini su Donne Chiesa Mondo, per fortuna, non vogliamo fare la discriminazione al contrario, cioè ci sono temi belli, storie belle, perché no? Quindi 10 anni di lavoro che restano nel sito internet per chi se li vuole leggere, scaricare e vedere, che sono una miniera anche di spunti giornalistici, perché la signora indiana che ci racconta la sua storia, la signora del Nepal, può dare anche degli spunti molto belli di approfondimenti, di inchieste, quindi prendiamolo anche proprio come una grande scrigno dove attingere tante cose, nuove, vecchie, antiche, e anche da saccheggiare, perché no? Perché le cose sono vive se vengono prese da qualcun altro, cambiate, manipolate e rilanciate in altro. Per cui, ecco, grazie a chi ha organizzato tutto questo perché ci rende possibile condividere la nostra esperienza, che non è assolutamente banale. I comunicatori non comunicano spesso tra di loro. È vero, hai ragione. Bene, io penso di essere stata nei tempi perfettamente. Tutto bene, sì. Ok, allora vi ringrazio tantissimo, siamo stati concisi ma molto densi e ai prossimi eventi allora, al vostro calendario. No, ero vestita così anche stamattina.